Sei riuscito con il tuo gesto a far parlare di Favara in tutta Italia? Sì, bello, eh? E io me l'aspettavo comunque e mi fa piacere. Che cosa significa per te la mafia? La mafia è un'entità, è un potere che vuole comandare su un territorio e su una popolazione, allo stesso modo dello Stato. La mafia ha delle cose molto peggiori, ha degli aspetti molto oscuri rispetto allo Stato, che ne so, non ci sarebbe la libertà che abbiamo con lo Stato se al posto dello Stato ci fosse la mafia. Però siccome questo mio progetto è un progetto sulla pubblicità del male, sulla pubblicità dei cattivi, io avevo intenzione di poter far parlare anche la mafia in quanto cattivo. È un progetto di comunicazione che vuole arrivare a far pensare un po' gli italiani in generale sul fatto che il bene e il male sono molto relativi, non sono così assoluti, cioè che non mi sembra il modo giusto per combattere la mafia appunto combatterla, cioè dire quello è il nemico, cioè mi sembra questa una strategia un po' di quando uno Stato vuole tenere tutti il popolo unito e compatto facendo una guerra contro un nemico, no? Ci sono dei modi che secondo me dovrebbero essere diversi per superare queste antinomie. Cosa c'è nel futuro di Davide Valenti? Ci sono altre pubblicità di tanti altri cattivi e tanti altri malvagi che voglio salvare dalla condanna univoca.